C'è la coda? Dobbiamo aspettare? Centro storico vuoto e alimentari presi d'assalto per gli ultimi acquisti per il pranzo natalizio. Si strappa il biglietto numerato e si aspetta pazientemente sotto la pioggia. Per fortuna abbiamo fatto l'ordine una settimana fa e così si evita magari più veloce. Code davanti al panificio, davanti alle farmacie, alle macellerie, al fruttivendolo. Manca sempre qualcosa, quindi si fanno le code e pazienza. I code davanti alla macelleria, davanti al panificio. Anche davanti al panificio, la coda, e cosa vuoi farci? C'è chi ammazza l'attesa leggendo il giornale, scene che si ripetono nella prima periferia e nelle botteghe del centro, in zona pescheria. Stasera pesce, domani spazio alla cucina tradizionale. Ultime spese, sì, per il pranzo di domani. E cosa cucinerete? Pollo rosto e patate arrosto. C'è anche chi regala un sorriso e un augurio, che raccogliamo di buon grado. Auguri, buon Natale!